Credo sia arrivato il momento giusto per dirvelo. Avete presente quando arriva quel momento in cui ti fermi e ti rendi conto che, anche se tutto va avanti come sempre, dentro di te senti che c'è qualcosa che deve cambiare? Ciao a tutti ragazzi, sono Patrick, il camionista veneto. Tanti di voi mi conoscono già per i video e live che faccio nei social, ma ci sono anche persone nuove che magari mi stanno scoprendo proprio ora. Con questo video voglio portarvi una novità, un cambiamento. Da oggi, oltre ai video brevi che già conoscete, qui su YouTube mi vedrete anche in un altro formato. Sì, non più in verticale, ma in orizzontale. E questo per due motivi. Il primo è farvi vedere un'inquadratura più ampia. E il secondo è per raccontarvi le mie giornate da camionista e affrontare argomenti che circondano questo mondo con più calma, perché sappiamo benissimo che chi guarda YouTube ha piacere di guardarsi i video più in maniera rilassata, più tranquilla, rispetto a chi scrolla sui social. Certamente non smetterò a fare quello che ho fatto finora, quindi video corti, live, storie, ma qua voglio portarvi qualcosa in più. Quindi, se ti interessa il mondo del camion, sei un camionista o vuoi diventarlo, iscriviti al canale e attiva la campanellina, che così ti arrivano le notifiche dei video nuovi che faccio e delle live. Tra parentesi, le live le faccio su YouTube e su TikTok. E quindi, dato che ci sei, seguimi anche negli altri social, su Facebook, Instagram e TikTok, dove continuo sempre a mettere video brevi, storie e live. Sì, perché le live le faccio principalmente su TikTok, ma anche qua su YouTube. Prima di chiudere questo video vi volevo dire una cosa. In questo percorso ho ricevuto tantissimi messaggi e commenti da parte vostra e vi dico la verità, a volte mi sono anche emozionato. Quando leggo Patrick continua così, oppure sei un grande, mi hai fatto venire voglia di prendere le patenti, o ancora qualcuno che mi scrive mi sono appassionato al mondo dei camion grazie a te. Ecco, queste cose mi arrivano dritte al cuore, perché sono proprio queste parole che mi danno la carica per continuare, per migliorare e per andare avanti ogni giorno. Voglio dirvelo chiaramente, grazie. Perché davvero, senza di voi, niente di tutto questo sarebbe stato possibile. E niente ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao!